I prossimi 12 giorni porteranno novità. E nelle ultime ore si è diffusa una nuova ipotesi per Vincenzo Iaquinta, bisognerà poi capire se è realistica o meno. L'attaccante bianconero sarebbe divenuto l'obiettivo numero 1 di mercato del Torino. L'offerta sarebbe di 7 milioni oppure 3 milioni più Roberto Stellone. Sembra troppo poco per convincere Pozzo e soprattutto Iaquinta, che magari ambisce a un club con obiettivi più importanti. Staremo a vedere. Intanto parliamo di pallacanestro. La giornata del basket ha regalato una splendida vittoria azzurra al Mondiale di Giappone. L'Italia del Friulano Picina ha battuto all'esordio la Cina per 84-69. Il prossimo appuntamento è per domenica mattina contro la Slovenia. Intanto la Snaidero continua a lavorare agli ordini di Sepulcri. Lunedì la squadra partirà per il ritiro di Tarvisio e ci sarà anche il nuovo acquisto Patrick Mutombo. A presentarci la nuova stagione arancione è il friulano Michele Antonutti. Sentiamo. Michele Antonutti, riparte oggi la stagione a Snaidero e ci sei ancora una volta tu, ancora un friulano in questa rosa. Sì, purtroppo sono l'ultimo dei rimasti, comunque ci sono anche dei giovani interessanti che verranno, sicuramente faranno un buon anno. È una nuova Snaidero, sì, giovane giustamente, io spero di portare il mio apporto, magari maggiore dell'anno scorso, e spero che sia un anno pieno di soddisfazioni come quello dell'anno scorso. Cosa dici della campagna acquisti, questi stranieri che sono arrivati? È una squadra totalmente diversa da quella dell'anno scorso. L'anno scorso c'era molto magari più esperienza, più un gioco statico, mentre quest'anno sarà un gioco atletico, un gioco molto veloce, quindi sarà magari, non si sa quanto porterà punti e cose, però sicuramente è un gioco spettacolare. Parliamo allora anche di quelli che possono essere gli obiettivi di questa Snaidero, dove possiamo arrivare? Beh, è una Snaidero che avrà sicuramente margini di miglioramento altissimi. Bisogna vedere come il gruppo si troverà, perché il segreto dell'anno scorso era veramente il gruppo, quindi speriamo di quest'anno, con tutta la gente nuova, trovare un gruppo buono. Di Giulio Maria capitano? Giusta, scelta più giusta che c'era, sicuramente. È un'estate lunga per te perché c'è stata anche la nazionale, che ricordi porti con te? Beh, la nazionale è un ricordo stupendo, perché portare la maglia dell'Italia è sicuramente un obiettivo che tutti cercano di raggiungere. Cioè, quando sei in Italia è dura perché ti accorgi che l'estate magari ti chiamano persone che potessi fare una vacanza, però dopo ti accorgi che è una fortuna incredibile. Io ricordo benissimo tutti i 3 anni che ho fatto la nazionale e sono dei ricordi che per adesso sono più belli, forse anche quelli dei club, sicuramente. Molto meglio la nazionale che il club, perché è qualcosa che ti unisce con tutti gli altri ragazzi dell'Italia. Parliamo di calcio.